lecture. Professor Eduardo Bono from the University of Turin, Department of Human Studies, with the title Alla ricerca della verità, il testo originale come verità. I apologize for speaking Italian, but my English is caveman-like English. You understand me easier if I speak Italian. Sì, questo intervento non è concentrato specificamente sulla traduzione, ma proprio sull'espressione ebraica veritas, greca veritas. Ebraica veritas è una fra le più note espressioni di Gerolamo. Se cerchiamo nelle opere di Gerolamo espressioni che indichino il testo originale come veritas, greca, ebraica, ebrea, caldaica veritas e simili, l'espressione ricorre più di 100 volte. E le occorrenze aumentano se si considerano altri usi di veritas con un riferimento più indiretto alla lingua. Io ho portato qui un esempio. In questo caso non si parla di traduzione, si parla di veritas nel commento delle scritture, commentare le scritture e commentare la veritas. Ma subito si vede che questa veritas è quanto si ricava dalla corretta traduzione del testo ebraico. Veritas vale ebraico anche qui dove i due termini non sono messi insieme. Tutti comprendiamo nella sostanza che cosa intende dire Gerolamo con greca ebraica veritas. L'espressione è adoperata a proposito della traduzione e implica che l'originale sia portatore del messaggio vero e perciò destinato a non essere tradito dalla traduzione, ovvero preferito a qualunque traduzione. E nel contempo, anche senza che ci sia una falsitas opposta alla veritas, la verità non ammette varianti. Si tratta però di un'espressione originale di Gerolamo, non si trova niente di simile in nessun autore precedente. I suoi contemporanei la adottano solo in riferimento all'opera di Gerolamo, discutendo con lui, e ugualmente anche negli autori successivi un'espressione simile ricorre solo in chi fa riferimento al lavoro di Gerolamo, Gregorio Magno, Beda, nel Medioevo. La cosa si capisce, in un certo senso Gerolamo è il primo a occuparsi in questi termini di verità di una traduzione. Il termine veritas ritorna costantemente in Gerolamo quando si parla di scrittura, già a partire, come diremo, dal prologo in Evangelium, in cui la ricerca della verità greca è necessaria in quanto le versioni latine sono discordi. Questo è tipico di Gerolamo. Verum esse, non esse quod variat etiam maledicorum testimonio comprobato. La verità è una. E non solo quando si parla di ebraica veritas ricorre il termine veritas. Se prima Origene ricerca le differenze tra testo ebraico e testo della 70, individua degli errori, discute di addizioni al testo di cui non vi è traccia in ebraico, come quelle di Daniele, e Ambrogio in molte occasioni fa riferimento a testimonianze del testo ebraico, essi non pongono la questione della verità negli stessi termini di Gerolamo. Sono più aperti a ricavare anche dalla fonte ebraica, anche dalla fonte greca degli insegnamenti. Questa espressione è una fortunata invenzione geronimiana.
e non è neanche così banale e sempre trasparente, e questo lo dimostra il modo in cui la riecheggia Agostino nell'Epistola 71 a Gerolamo. È la prima epistola che Agostino manda a Gerolamo, ma che verrà per un imprevisto recapitata solamente molto più avanti, quando i due si saranno già scambiati molte lettere. Ecco, se vediamo, Agostino parla di una latina veritas, perché intende ebraica veritas perché c'è una veritas ebraica, c'è una veritas greca, c'è una veritas latina che è la verità della traduzione. O meglio, qui Agostino intende una traduzione latina vera come l'originale. Se vogliamo, per Agostino c'è veramente un'ebraica veritas e una greca veritas, perché nelle confessioni si arriva a dire che anche i 70 hanno ricevuto autonomamente una parte di ispirazione di cose che invece non erano state dette agli autori ebraici. All'epoca della stesura della lettera, Agostino non aveva capito che le prime traduzioni di Gerolamo non derivavano direttamente dall'ebraico, bensì dalla 70 esatlare. E Gerolamo si è ormai convertito, quando riceve la lettera, all'ebraica veritas. Una simile espressione non può comunque che irritare Gerolamo. Agostino, infatti, in un certo qual modo rende omaggio a Gerolamo adoperando un'espressione coniata da lui, ma la interpreta in un modo per Gerolamo inaccettabile. Per Gerolamo ci possono essere traduzioni corrette, traduzioni errate, ovvero conformi all'originale che è veritas, ma non può esserci una latina veritas, non in questi termini. La verità è una sola. Al di là del fraintendimento di Agostino, che conferma che l'espressione non è poi così trasparente quanto si potrebbe sospettare, Agostino in realtà appunto accetta la possibilità che la veritas possa non stare solo nel testo originale. Ma prima di parlare di ebraica veritas, mi sembra utile precisare che il termine veritas è usato da Gerolamo anche in molti altri contesti, commentando le scritture, e si può dire che ricorre in maniera particolarmente insistente. Non è solo quell'espressione a essere importante. Può sembrare una banalità, ma l'animo di filologo di Gerolamo trasforma tutta la sua opera esegetica in una caccia alla veritas. Un filologo non nel senso moderno, è un filologo che cerca una verità sovrannaturale. Ovviamente è veritas, senza ulteriori aggettivi, la verità rivelata, il contenuto della rivelazione a cui si oppongono gli eretici. Ma in una quarantina di casi c'è ad esempio anche l'espressione veritas historiae, ovvero il senso letterale contrapposto sia a interpretazioni allegoriche o tipologiche, non sempre contrapposto, spesso è la veritas historiae che deve essere mantenuta per poter arrivare a significati successivi. Io qui vi ho dato qualche esempio, ma non c'è tempo di analizzare nel particolare. Per esempio, spesso il termine veritas historiae compare quando la tentazione è quella di variare il testo per renderne il significato a desiderio dell'interprete. Oppure, in questo caso, qui siamo in un passo della Contra Ioannem, quindi in un contesto polemico, troppi esempi, poi non finiamo più. Ecco, ci sono casi in cui la veritas historiae è contrapposta alla
alla interpretazione tipologica. Il typus è una cosa, la veritas, storie, è un'altra. Ma vorrei soffermarmi in particolare su un passo del commento ad Osea che fa un passo avanti, cioè parla, ecco qui, anche di una veritas del typus, che la vera interpretazione, il vero significato anche di un'interpretazione tipologica. E poi c'è una veritas che ha a che fare con la corretta costituzione del testo. E quindi è forse anche utile accostare un altro esempio preso dall'Epistola 106. Ecco, io ho scritto più volte sul fatto che l'Epistola 57, che tutti indicano come il testo programmatico sulla traduzione di Gerolamo, in realtà non dice un granché sulla traduzione. Quello è un modo, anzi, per evitare attacchi sul suo modo di tradurre dall'ebraico. Le indicazioni maggiori programmatiche sul modo di tradurre le troviamo in realtà nell'Epistola 106 a Sunni e Fretela. E qui, infatti, c'è un passo in cui si parla di 70 e di veritas. Se noi lo vediamo con attenzione, io ho il dubbio che ci sia un piccolo problema testuale, ma commentiamolo così com'è. Qui c'è un problema su quale sia la reale traduzione dei 70. I destinatari della lettera hanno dunque catapausomen. Gerolamo dice che l'ebraico, lo dice prima, risolve il problema. Però cita anche e la sesta traduzione. La sesta traduzione ha catacausomen, il est congruamus, quodet Septuaginta iusta exemplorum veritate non trastulisse perspicum est. Che cosa significa qui? Forse quell'exemplorum ha un problema, però che questo è il vero testo della 70. Qui la veritas non è una veritas d'altro genere, è una veritas filologica, è quello che c'è sui manoscritti che dicono il vero. Ma ci sono altri esempi in cui veritas è la veritas è il corretto modo di costituire un testo. Il caso più chiaro è nella prefazione del libro di Salomone dal greco, quindi molto presto, quando Gerolamo, per dire il proprio lavoro per quanto riguarda la costituzione del testo, dice di avere corretto curiosissima veritate. Tutto il lavoro di Gerolamo è dunque un lavoro di ricerca della verità, almeno visto così in modo diverso. Questo è il passo a cui facevo riferimento prima, perché un problema specifico è quello della verità nella traduzione. La traduzione di Gerolamo di per sé non è vera e deve basarsi sulla veritas. Nel Polgora Cronache dal greco Gerolamo eccezionalmente, ecco, forse sono andato troppo avanti, no, ho saltato una slide, non importa. Nel Polgora Cronache dal greco eccezionalmente sottolinea che i 70 tradussero nel Polgora Cronache, scusate, sì, que vera sunt. Però tradurre que vera sunt non vuol dire che loro siano una greca veritas, significa essere aderenti alla veritas. La veritas in questo caso è il testo corretto. Resta il fatto che veritas è solo l'originale.
possiamo vedere l'esempio anche attribuito ad altri traduttori. Simmaco traduce exprimex Deorum veritatem, non è lui Deorum veritatem. Ci sono due eccezioni apparenti a quello che ho detto. In un solo esempio si parla di veritas della traduzione ed è ovviamente un contesto polemico. Sta parlando nel dialogo contro i pelagiani, però di nuovo secondo me qui bisogna interpretare in maniera filologica il termine, vale a dire i pelagiani interpretano anamatetos in una maniera secondo Gerolamo inaccettabile. Fa un ragionamento Gerolamo sull'etimologia del greco, perché è un termine nuovo. Allora, o si inventino una nuova parola per rendere anamateton, oppure traducono ut interpretazioni veritas habet, cioè come ha la traduzione latina che adottiamo tutti noi. La veritas traductionis è il testo corrente, il testo corretto della traduzione, non necessariamente una latina veritas. Infatti non adopera questo termine. La vera eccezione si trova proprio nell'Epistola 57 ed è messa in bocca però ai suoi avversari. I suoi avversari chiamano la traduzione come la vorrebbero loro una vera traduzione. Una traduzione del genere, e qui si parla appunto di lettera o sensus, è per Gerolamo non vera, ma è cacozeriana, è una inutile affettazione linguistica. E non a caso in questo contesto abbiamo una contrapposizione fra vero e falso. Infatti Gerolamo è chiamato falsario, però falsario di una traduzione questa volta non delle scritture. Torniamo comunque molto rapidamente direi all'uso di veritas in legame con l'aggettivo che indica la lingua. Non ce la faremo a dire tutto, però volevo notare che questa espressione la troviamo per la prima volta quasi certamente nel prologo in Evangelium. Prima non si dicono cose molto simili, ma non si dice esattamente quello. L'Epistola 20, per esempio, che è coeva, poco prima probabilmente, dice ita et nunc si sta chiedendo il significato di Osanna. Ita et nunc ex Hebreis codicibus veritas exprimenda est. Va benissimo, è il concetto che dopo diventerà ebraica veritas, ma non è ancora espressa con quella formula. La formula compare per la prima volta nel prologo al Vangelo e per di più purtroppo non si legge bene, e purtroppo per di più non in bocca a Gerolamo, ma per dire qual è il desiderio di Papa Damaso. Damaso gli ha chiesto di decidere fra le tante traduzioni latine quali concordano con la greca veritas, con greca consentiam veritate. Gerolamo ovviamente gli dice che questo è impossibile e arriviamo al problema che c'è nella seconda frase citata, che è quello della unicità della verità. Tutto ciò che non è che dissente non può essere vero, la verità è una. Ecco allora che Gerolamo propone ovviamente di risalire al testo originale. È qui che nasce l'idea di originale come veritas nella formula. Da qui in poi abbiamo tutte le espressioni che siamo abituati a trovare. Io ho citato questa perché l'uso
normale dell'espressione è che la ebraica veritas solvitur, risolve i problemi. Tutto ciò che passa attraverso altre traduzioni crea problemi e incongruenze, l'ebraico lo risolve. Commentare significa cercare la verità. E cercare la verità da questo momento in poi diventa cercare che cosa c'è nell'ebraico. Questo non risolve tutti i problemi, perché ci sono passi in cui l'ebraico è comunque ambiguo. Questo è uno, nell'Epistola 53 dice quamquam iuxta ebraicam veritatem utrumque possit. Ci sono due traduzioni possibili. L'ebraico sarà anche veros, ma non definisce quale dei due significati in maniera sicura. Mi permetto però ancora sulla questione di tornare in chiusura sulla questione della veritas della traduzione. L'oggetto della veritas della traduzione è sempre la veritas, ma proprio questo implica che non sempre la traduzione debba aderire ai verba. Questo è un lungo discorso da fare, però quando Gerolamo risponde a quella lettera di Agostino che abbiamo visto prima, spiega che cosa ha fatto. Spiega di aver fatto la prima traduzione dalla 70 esemplare e poi Ic, con questa traduzione di Giobbe, de ipso ebraico quod intelligebamus expressimus sensum potius veritatem quam verborum interdum ordinem conservantes. Questa frase secondo me è fondamentale, perché è vero che è detta in un contesto polemico, perché sta discutendo violentemente con Agostino, ma rivela che questa dicotomia lettera e senso in realtà non è così importante per Gerolamo. Il traduttore, innanzitutto, c'è questo quod intelligebamus. Quod intelligebamus non vuol dire quello che capivo tradotto, quello che non capivo non l'ho tradotto, ma che per tradurre bisogna capire. Una volta che uno ha capito, allora adotta vari metodi di traduzione, perché di traduzione non ne può esistere una sola, anche se Gerolamo è convinto che la sua sia la migliore di tutte. È una traduzione che segue a seconda delle necessità la lettera o il senso. E l'esempio successivo purtroppo è cambiato carattere, cambiato computer, non si legge tutto, però di nuovo in Malachiam sta dicendo che gli evangelisti, quando traducono di testimonia dall'Antico Testamento, non si curano delle sillabe, però della veritas, sì, d'un modo sentenziarum veritas. Con cosa potrei chiudere per non fare troppo tardi? Con l'unico caso che esula dalla mia esemplificazione. Gerolamo non parla mai di veritas greca quando traduce un testo che non sia la scrittura, tranne in un caso in cui ha bisogno di parlare di veritas in quanto fedeltà letterale al testo. L'unico caso in cui greca veritas è adoperato in relazione a un testo che non è la Bibbia e la lettera in cui parla della propria traduzione dei De Principiis, perché a quel punto vuole una traduzione che non abbia il patrocinio, la difesa, gli smussamenti degli angoli del traduttore, ma che sia ferocemente veritas. Grazie.
now we have